una legge che adesso si chiama multisettoriale, fino a qualche anno fa si chiamava legge Omnibus, dovrebbe essere un'occasione per sistemare, adeguare, rinnovare, modificare la nostra legislazione regionale laddove ci siano anche dei recepimenti normativi da apportare appunto sulle nostre leggi e di fatto poi, come abbiamo visto anche nella presentazione corposa di emendamenti, rischia veramente di diventare una legge omnibus, nel senso che ci inseriamo qualsiasi cosa e questo purtroppo poi lo vediamo diciamo, fare anche direttamente in aula, bypassando quelli che sono i passaggi normali di una legge, magari di settore. E in questo caso, per fortuna, cosa che di solito non si, non si faceva neanche, ci sono state almeno le audizioni delle parti sociali, delle parti interessate, che con i soliti tempi stretti, infatti come al solito abbiamo assistito, poi e addirittura le memorie continuano ancora ad arrivare anche in queste ore. Le persone a cui è stato chiesto un parere su questo testo hanno avuto poco tempo per presentare anche le loro osservazioni durante le audizioni e molti si sono presentati dicendo non abbiamo avuto tempo, presenteremo più avanti. Questo diciamo capita spesso, di sicuro non aiuta ad affrontare un testo complesso come quello che ci apprestiamo a esaminare e a votare in questi giorni, ma soprattutto non aiuterà la qualità dello stesso, perché è ovvio, Presidente, che se andiamo a vedere le norme che vengono modificate da questo disegno di legge sono tutte, tante, non tutte ovviamente, norme approvate non meno di qualche mese fa, alcune anche pochissimi mesi fa. E questo, diciamo, succede, continuerà a succedere. A nostro avviso dovrebbe succedere sempre un po' di meno, ma vediamo che comunque si va avanti verso quella direzione. Sulle grandi discussioni che ci sono state anche in commissione, anche diciamo sui richiami degli auditi, i passaggi al CAL, anche quello che c'è stato ieri mattina, è chiaro che ci si è focalizzati su un 3-4 aspetti principalmente. Il proliferare dei parchi fotovoltaici e quindi anche in questo caso prevedere una deregulation che già c'è in atti su quelle che sono le autorizzazioni degli impianti di fonti energia rinnovabile e abbiamo visto comunque anche la preoccupazione di singoli sindaci che sono intervenuti al CAL, ma anche del loro rappresentante che si è espresso in maniera molto chiara anche durante le audizioni su questo. È un tema che Entro 6 abbiamo mesi. affrontato ovviamente Guarito, anche in fase di esatto. commissione. Abbiamo annunciato delle proposte modificative, ci sono già degli emendamenti che di fatto propongono una moratoria per mettere un punto su quella che è la situazione attuale, altrimenti se non interveniamo e non interveniamo adesso, cosa che è già tardi, perché su questo tema ho affrontato ovviamente già in aula anche con l'assessore Scocimarro più volte la questione, se non interveniamo veramente adesso rischiamo un domani di vederci altro che laghi fotovoltaici, come ovviamente abbiamo diciamo, sentito in questi giorni, ma effettivamente quello che rischiamo è più che altro un concetto per il quale anche per una singola azienda agricola oggi convenga abbandonare quella che è la sua attività primaria, ma ovviamente si lasci attrarre da quelli che sono altri
magari facili guadagni che per il privato sono sempre ovviamente leciti e consentiti, ma noi come Regione dovremmo chiederci se è quella la direzione in cui vogliamo andare, lasciando molte delle aree dismesse, molte delle cave che non vengono più utilizzate ovviamente per attività estrattiva, molte delle discariche che vengono bonificate senza parchi e magari vedere ovviamente terreni che fino a pochi giorni prima sono coltivati ricoperti di parchi fotovoltaici senza quelle accortezze che le tecnologie moderne permettono di apportare, prevedendo anche l'integrazione delle fonti di energia rinnovabile con l'agricoltura. L'abbiamo visto e l'abbiamo sentito anche dal ministro Patuanelli. Nel PNRR sono previste delle somme, e direi anche importanti, per quanto riguarda questa integrazione, ma se noi non mettiamo dei paletti, quell'integrazione non ci sarà e ci troveremo solo parchi fotovoltaici a terra, che è qualcosa di diverso rispetto all'agrofotovoltaico. Questo sicuramente sarà tema di discussione nei prossimi giorni, così come le modifiche apportate all'Ausir e anche non solo a livello di governance, ma anche negli articoli del disegno di legge. Ho visto appunto anche nelle discussioni di ieri e il verbale del CAL è abbastanza significativo anche nel momento in cui si conclude, quando un sindaco dice ma voi di fatto ci state portando via anche in questo caso una nostra competenza, il consigliere Tosolini che dice no, ma non è così, ci deve pensare l'Ausir, il sindaco che tra l'altro è anche il presidente del CAL, quindi è uno che di gestione di risorse idriche comunque se ne intende, ribadisce che quella secondo lui è una competenza dei comuni e il consigliere Tosolini, non sapendo più cosa rispondere, dice chiederò alla direzione centrale. Allora è chiaro che qua è scritto qua nero su bianco, addirittura c'è anche un passaggio dove si dice che le autorizzazioni a Udine vengono date dal CAF. Non so se si riferiscono al CAF della CISL o il CAF si autorizza da solo, scritto qua nel verbale, non so, magari questo è. E questi sono i contributi che vengono dati poi a noi che dobbiamo approvare delle norme. Ma su questo anche ne riparleremo. Dico fin da subito che colgo con favore il fatto che si voglia riservare un posto ai sindaci della montagna anche nel CDA dell'Ausir, cosa che abbiamo proposto in fase di commissione, quindi credo che possa essere questa la vera riforma di quell'ente, riforma che poteva essere inutile se nei 5 posti previsti nel CDA dell'Ausir ci fosse stato già un sindaco della montagna scelto dai sindaci che appartengono all'Assemblea regionale, cosa che non è avvenuta, e allora se non avviene per via, diciamo, politica, tocca prevedere anche in questo caso di far sì che ci sia per via normativa. Sull'edilizia io potrei sottoscrivere quanto detto dal consigliere Moretti. È chiaro che come Movimento 5 Stelle siamo estremamente favorevoli a tutte quelle norme che possono semplificare e far sì che il super bonus 110% possa effettivamente essere quel volano che tutti quanti noi stiamo ovviamente vedendo in questi mesi con la ripresa di un settore fondamentale come quello dell'edilizia. Dopo tanti anni di aziende chiuse abbiamo contribuito ovviamente a far sì che questo trend potesse cambiare. Però, come detto, non è che abbiamo avuto tutte queste rassicurazioni effettivamente anche dalle Consigliere audizioni Serno. svolte. Diciamo che mi avvio a concludere. Mi sa che parlerò solo io del mio gruppo, ma in discussione generale, però vado. Dicevo, non abbiamo avuto tutte queste rassicurazioni che questo
più che volano rischiamo di mettere un freno. Ci auguriamo che così non sia, ci auguriamo che tutti gli approfondimenti ovviamente del caso siano portati avanti anche da qui all'approvazione di quelle norme. Come detto, sul resto e poi mancheranno passaggi sull'idroelettrico, ci sono altre considerazioni ovviamente da fare. Io dico solo una cosa, riprendendo un po' quello che è stata anche la discussione stamattina in aula. Abbiamo votato delle linee guida, abbiamo l'occasione per dimostrare da subito, quindi a poche ore dal documento che abbiamo votato in Consiglio regionale, che quei propositi non sono carta straccia, ma sono effettivamente qualcosa in cui crediamo. Abbiamo l'occasione per dimostrarlo nei prossimi 3-4 giorni e ovviamente noi attenderemo di capire dall'esito delle votazioni e dall'esito delle discussioni che ci saranno in quest'Aula se quelle rimangono solo parole scritte e già dimenticate dopo pochissime ore. Noi ci auguriamo che così non sia. Grazie Presidente.